ci avviciniamo veramente al ritratto del Manzoni, la copertina dei Promessi Sposi, e io partirò leggendovi il pezzettino dei bravi. Così cominciamo già a capire come si dice, i caratteri di questi personaggi. Lui sta arrivando, sicut in cielo et in terra, sta facendo la compieta, leggendo. Chi sarà chi di lì? Ganlaria di Antichrist. Boh, aspetteranno un coi bene. Sarebbe mai cambiare strada. Ma che ne mica d'alter prima di arrivare là. Torna in dre, pesce. To. Se leva in su e mi viene incontro. Oh, che Dio me la mandi buona. Buonasera, Sciorcurà. Buonasera a lui. Cos'è il comando? Lui è il che ha intenzione di maritare di Nas, di Man, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella? Sì, cioè, intendete, il curà, il che entra una goccia, loro sanno come vanno sti robe. In giù, fanno pastiste fra di loro, dopo vengono in denum, come se andaria in banca a ricchete. Beh, sto sposalissi se deve mica fare. Né di ma né mai. Ma Sciuri, se la cosa la dipendesse da me, che se degno di mettersi in di me pagna, vedete bene che a me mi viene niente in saccoccia, senza tanti storie. Se la cosa la dovesse decidere a Ciaccer, lui mi metteria in un sacco. Sia ben chiaro che non siamo nagot e non non sapete più. Uomo avvisato, lui mi intende, vero? E l'Ursuri in troppo giusto, è troppo ragionevole, sì, certo. Insomma, sto sposalissi se farà no. Se de no quel che le farà, il gavarà minga il tempo de pentis, sangue de Giuda. Cito Carlotta, calma, è sciurcurale, è un uomo che sa sta al mondo, come le vera che non si ingalantom e vero minga fa del mal, sempre che abbia giudizio. Sciurcurale. L'illustrissimo nostro padron Don Rodrigo la riverisce caramente. Se lui mi sapesse in suggerire, questa è bella di ridere, suggerire a lui che sa della tie. Tocca a lui di decidere, soprattutto che se lascia mica scappare una parola del suo avviso che gende dà, perché il so bene. Le proprie queste sarebbe tal come quel che fa il matrimonio. Via, cosa devo dire a sto nome, all'illustrissimo Sciur Don Rodrigo. I me rispetto che se spiega me disposto sempre all'obbedienza. E finisce la storia dei due bravi. Poi Don Abbondio, sconvolto Don Abbondio, va a casa dalla Perpetua. E adesso qui vediamo la Perpetua, che perpetuamente non vuole essere perpetua. Eccola qui. Dove preferisci andare? Qui in mezzo al pubblico o là? Andiamo là, vai. Dove vuoi. Andiamo là a leggere, vai. Ok. Grazie a Maria Raimondi. No, io di qua. Misericordia, ma cosa gascio il padrone? Niente. Ma come niente? In Cibrut come lei è succeduto un qualcosa di grosso. Quando disignelle niente, no. O è qualcosa che può dire. Neanche a me. Ma allora, chi se ciaperà cura di lui? Che la tasa è la paresa no.
La medaga domani un bicchiere del me vino. E lui è il vostro sostegno che il gagnante. Che la casa, la medaga e il vino. Insomma, dovrò andare da chi e di là a domandare cosa che è successo al mio padrone. Signor Calari, anche quella, poi. La si guarda bene e fa del baccano perché... Perché? Perché ne va della vita. Della vita? Ma allora l'è una ragione di più per parlare. Lui sa che ogni volta che il me confida di segreto... Brava, come quando mi... Sul padrone, lui sa che mica sono affezionata e se dimandi è perché speri di poter dare un quai buon consiglio, ecco. Ma mi può di non parlare. La capì che ne va della vita. Sarò una tomba. Sono pronta a giurare. Ma lui deve scaricare di sto pesce che ha il suo stomaco. E se poi si lascia scappare una quai parola, anche senza pure... Miseria belle morte. Ma cosa è sto segreto in Perpetua! Che la mi guarda in faccia. Mi mette in dissomare. Ma lei la deve giurare su sto crocifisso che nessuno saprà. Giri, ma che parla? Dunque, sono sta ferma da due anticristi, grande e grossa scopa su, con facile scomunicare e inibì per la vita de Maria e Renzo e la Lucia. Oh, signor, e lui? E mi. Cosa dovevi rispondere? Ho cercato di far capire che il mio dovere era... Sicura, il suo dovere è di celebrare il matrimonio. Quanti carte in regola? Che scoperta! Ma chi di lì? Era in minga onde di la sua ragione. La comincia a bestemare come un turco e l'altro faceva finta di voler calmare con tanti riverenze ma portai salute di chi? Non minga capire il nome. Ma è che il Verdaga la intende e sarà un quai birbun prepotente che gavarei a mie signori addosso alla Lucia che in fin di conto anche una bella trusa. Perpetua! Lei la versava troppo. E mi usiamo parlare. Ma lei resta mezza bocca perché se fidano di mi usiamo indovina chi è il povess. Per amor del cielo, la pura raminga. Buraru. Ma lui è che se la caccia minga stavolta e che sveglia presto il sac perché lui presto tardi se no stuparà il bugnon e se farà minga in tempo a mettere una pessa. Ma lei è disposta a giurare anche a mo che se gli disi il nome ugiamo giurare tanto var ma se per far quiet giuri anche a mo nessuno saprà sto nome. E sia, lei Don Rodrigo. Oh, per buon canaia, omen senza timur de Ma la roviniamo in sta maniera? Ma sen chi par cotter mure ne si sed. E adesso il farà, povero il me padrone. Eccola qui. Quella che doveva darmi il buon consiglio, la venga a dimandare come farò, come se in pastisla che potesse lei. Mi veramente il mio povero paver che la varia. Ferra. Dato che da tutti i parti si dia un gran ben del nostro arcivescovo, che è un santo ma anche un uomo di pulse, e che quando il può mettere sulla tente un prepotente in difesa di un curato e il ghettetta denter, mi disaria che gli scrivesse una bella lettera per informare come e qualmente. Ma in questi consigli da un povero uomo che gli denter fino al collo e quando mi arriva una sciupettata in la scena me la tirerei via l'arcivescovo. Ma sciupettasse da minga via come i benis, no? Come se ti dice che anche voi doveva essere morto. Mi ho sempre visto che a qui chi fa valere la sua ragione, che se porta rispetto e
Forse è perché lei è sempre pronta a calibrare. Ma la volta, sei una buona volta. Che pare il momento di tiramandi bambanata adesso. Parli più! Egli penserà su stanotte e speri che il venirà della mia. Ma intanto che il cominciano a rovinare la salute per lui, che il manda già un qualcosurina. Che penserò. Figurati che penserò. Tu camite decidi, ne va dalla mia pelle. Stasera mangi no. Non mica veglia. Ma proprio a me la doveva capitare. Un altro gutin de vin e che metterà a posto il stomaco. Di veralter, roba da niente. È un galanton come me. E di ma, come l'andrà? C'ha passato il candire. Adesso mi cambi e andiamo in giro a cambiare. Cambiamo questi